Invece, ricollegandomi al tema del Green Pass, volevo rivolgermi in particolare a Lodovica, sapendo che la vostra struttura ha un target di clientela internazionale molto forte, prevalente rispetto a quella italiana. E quindi volevo chiederle se la misura del Green Pass sta agevolando i flussi dall'estero, almeno dai paesi europei che hanno adottato questa misura. Guarda un po' quello che dicevano i miei colleghi, il Green Pass in questo momento sta creando solo molta confusione, uno a livello nazionale e internazionale, e stanno aspettando delle chiarimenti in merito, perché alcuni servizi dovrebbero essere previsti con pass, ma probabilmente per le strutture ricettive non lo sono, quindi con esattezza non ti so dare un dato certo, i flussi stanno arrivando lo stesso, e per chi non avrà il Green Pass, insieme all'associazione ai nostri colleghi qui del territorio stiamo cercando comunque di strutturare la possibilità per tutti di entrare o comunque di ottenere un pass, quindi tramite tamponi ad esempio, per chi non è ancora vaccinato, e così da poter comunque garantire i soggiorni e comunque non mettere di lavorare, strutturare servizi del futuro e continuare la nostra operatività, perché ad oggi di nuovo bloccare l'accesso e ristorare di nuovo tutti i servizi sarebbe complicato. Ecco. A livello internazionale posso dire che i numeri non sono tantissimi per quanto riguarda Abano Montegrotto, non sono gli stessi degli anni precedenti. Vediamo che il flusso arriva, pochetto, ma arriva. Va bene, quindi siamo nel panorama, come già richiamato prima, delle misure frammentate che rischiano di creare confusione nel tentativo invece di facilitare la ripresa.